Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a farle come le abbiamo sempre fatte. Ed è a partire da qui, da questa idea di cambiamento, di rigenerazione, di rilancio, che noi stiamo immaginando il futuro della nostra città. Con questa filosofia Otello Dalla Rosa e la sua Vinova si presenta la città di Vicenza nella corsa per la poltrona di primo cittadino, primarie PD permettendo, ripensare la città guardandola con occhi diversi, rimettendo in moto la società. Oltre 300 persone hanno assistito alla serata in cui nel dettaglio sono stati messi a fuoco i punti dove intervenire, le modalità per una città più partecipata, con un'attenzione in più per i quartieri, la scuola, il mondo del lavoro, l'innovazione e la ricerca. Un punto di partenza dove abbiamo tratteggiato alcune idee che avevamo per la città, ma abbiamo chiesto ai cittadini di farlo con noi in una sessione specifica e dedicata che faremo l'11 novembre, dove proveremo a scrivere insieme un programma per la Vicenza del futuro. Dalle primarie verso le amministrative al tema caldo dell'autonomia, il referendum del 22 ottobre ormai è alle porte e anche Vinova ha il suo pensiero, raccogliendo assieme quello di AMP e di Sanca Veneta. Vinova è per l'autonomia, abbiamo chiamata autonomia responsabile perché tecnicamente responsabilità significa riuscire a dare risposte. Autonomia sì, ma responsabile, necessaria, spiega una progettualità ma anche un'occasione da non perdere. Il fallimento del referendum sarebbe il fallimento del Veneto. Abbiamo voglia che questa opportunità non si chiuda e per cui questo referendum ci richiede responsabilità, superando l'appartenenza politica, guardando ad un obiettivo nel lungo periodo.